Amici di Sportisili, buonasera, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, qui pronto per commentarvi la 21esima giornata del campionato di Serie C2, girone A che vede scendere in campo Oratorio Cosme Damiano e Palermo Futsal Club. Inizia anche il match, inizia Oratorio contro Palermo Futsal Club con visione con Antonio Pisani che calcia forte e la prende Scalici, forse anche Ienna. Lo fa adesso. Poi Gennaro alla meglio, può calciare, Scalici ancora, tutto Ienna, si adolancia, Ienna, va dentro Ienna, e poi Gennaro salva tutto, fortissima di Ienna, poi Gennaro, il passaggio per Nicchia, la tocca Nicchia, la sblocca nel momento forse più difficile, 0-1, l'abbraccio con Mister Gentile. Tutta alta perché Nici e qui non trova la porta veramente per pochissimo. Credo che da questa distanza e da questa visuale il tiro fosse perfetto, l'avete visto tutti credo. Già su Gianni alza, Giammone intercetta, poi Calilo salta, Giammone con il colpo di testa batte Calì e batte anche Chinnici, fa 1-1. Giammona Vitale, palla che passa, Giammone ancora! Ed è 2-1! Dribbling, palla che passa, Pisani, il rimpallo favorisce Nicca che può calciare, Pisani! Antonio! Pedrim! Pisani! Con il colpo di testa, forse non la specialità della casa, nonostante il rotore molto alto, ed è 2-2! Su Gianna forte in mezzo, poi Giammona con Chinnici! Scatenato Ferrante, la fa passare sotto le gambe, va bene, Ferrante, Cali e poi si ritrova lì sinistro, vedete calcia, lui che ha un buon piede, sbaglia tutto, Giacalone recupera, Giacalone ed è 4-2 per l'Oratorio Cosme Damiano che esulta al centro, Gennaro vuole girarsi, si è girato Gennaro, anche un pizzico di fortuna perché c'è stata una deviazione netta ed è 4-3. Va Ienna, calcia e la palla esce veramente di un soffio, trattenuta, si continua, Giammona salta tutti, Calino non viene saltato, battuta lunga, poi Gennaro ancora e il terzo palo della sua partita nelle intervenimento, Nicchia, Alessandro Nicchia 4-4, la pareggiata Nicchia, ancora Nicchia, lo spazio, mette dentro Scalici, poi su Gennaro, con il colpo di testa, e poi Scalici si becca il giallo, ma Gennaro fa forte il gol più importante della sua stagione, 4-5, Ienna, Vitale, e poi va bene così! Nonostante le assenze, nonostante i 1000 problemi, vince il Palermo Futsal Club che rimane ancorato al primo posto, vince con il risultato di 4-5 contro un meraviglioso Oratorio Cosme Damiano.